Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione del pomeriggio del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con la cronaca. Il cadavere di un uomo di oltre 60 anni è stato ritrovato in una zona boschiva nei pressi dell'ospedale di Catinara a Trieste. Sul posto una volante, la polizia scientifica e il medico legale. Indagini sono in corso per accertare le cause del decesso, che potrebbero essere dovute a cause naturali, ma non si esclude nemmeno il coinvolgimento di altre persone. Il ritrovamento è stato segnalato da alcuni passanti alla sala operativa della questura del capoluogo giuliano. Cambiamo argomento per dire che aveva subito il furto della propria bicicletta elettrica e con essa anche il lavoro di rider per una società di consegne, ma i carabinieri hanno recuperato il mezzo ridandogli anche l'impiego. È successo oggi a Trieste quando un passante ha notato la bici abbandonata tra i cespugli dalle rive nella zona della Sacchetta e ha pensato di recuperarla e consegnarla ai militari della stazione di Via dell'Istria. È quindi scattata una serie di verifiche di tutte le denunce di furto presentate negli ultimi mesi presso i comandi dell'Arma e le forze di polizia della provincia triestina per riuscire a individuare il proprietario. Le ricerche sono proseguite per qualche giorno fino a quando i militari hanno trovato una denuncia di furto di una bici simile a quella ritrovata da parte di un pakistano di 22 anni. In Italia dal 2020 il giovane era stato derubato davanti a un ristorante del centro cittadino mentre ritirava dei pasti da consegnare a domicilio. Si era anche inutilmente lanciato all'inseguimento a piedi del ladro. Una volta accertato che fosse l'effettivo proprietario della bici, gliel'hanno restituita. Dal giorno del furto, senza mezzi per muoversi in città, il rider era rimasto senza impiego. Ora potrà tornare al suo lavoro. Cambiamo argomento, parliamo di importanti novità per quanto riguarda i ristori. Si amplia la platea dei beneficiari dei 21,4 milioni di euro destinati alla terza tranche di ristori per le attività che hanno subito restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria. La proposta di includere nuovi codici Ateco nell'elenco stabilito con la delibera preliminare è stata avanzata dall'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emilio Bini al termine del confronto avuto stamattina con i componenti della seconda commissione consigliare chiamate ad esaminare i contenuti del provvedimento dell'esecutivo. L'assessore ha inoltre accolto la proposta di innalzare dal 20 al 30% la quota di fatturato persa che costituisce la franchigia per accedere ai ristori. La perdita di fatturato andrà calcolata sul confronto tra il fatturato medio mensile del periodo dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 con il fatturato medio mensile registrato tra il 1 marzo 2020 e il 28 febbraio scorso e sarà oggetto di autocertificazione. Parliamo di un'importante iniziativa Regione Friuli Venezia Giulia e distribuzione per dire
Energia e digitalizzazione saranno al centro del piano di sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia. Una forte sinergia di intenti ed obiettivi con e-distribuzione rappresenta sicuramente un'opportunità per assicurare solide condizioni di sviluppo. La condivisione delle linee strategiche di intervento e dei piani di investimento dell'azienda è di fondamentale importanza per cogliere al meglio le opportunità della transizione energetica nel nostro territorio. Una rete elettrica resiliente e tecnologicamente all'avanguardia che abiliti la competitività della nostra realtà imprenditoriale e funzionale all'integrazione delle fonti rinnovabili, all'elettrificazione dei consumi e all'abilitazione di nuovi servizi per le imprese. E questo è il messaggio lanciato dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro con Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di e-distribuzione, l'azienda del gruppo Enel che gestisce in Italia la rete elettrica di media e bassa tensione. Durante il colloquio, che ha permesso alla Regione di verificare il livello di eccellenza del servizio elettrico garantito ai cittadini ed imprese, particolare attenzione è stata posta al piano di attività di e-distribuzione per il triennio 2021-23. L'azienda metterà in campo interventi per oltre 150 milioni di euro, il 25% in più rispetto al triennio precedente, che saranno dedicati a rispondere alle esigenze dei clienti, alle attività di manutenzione ed operative, ma soprattutto allo sviluppo, al rinnovo e alla digitalizzazione della rete stessa. Andiamo a chiudere con un'altra notizia per dire che sono stati sottoscritti congiuntamente dal Comune di Trieste i 2 documenti dedicati alle tematiche relative alla parità di genere, nati in riva al Nolcello a Pordenone, ma da subito pensati per essere a disposizione di tutti e difatti arrivati anche alla ribalta nazionale e internazionale. A suggellare l'adesione al protocollo dei 50 comuni per la parità di genere e a carta di Pordenone Media e rappresentazione di genere con la sua firma è stata l'assessore alle pari opportunità del Comune di Trieste, Francesca De Santis. È un onore per il Comune di Trieste, afferma l'assessore nella nota, aderire a questi 2 protocolli grazie all'incontro propulsivo della collega Cucci di Pordenone che ci ha spinto a intraprendere una strada comune di sinergia per portare le politiche di genere in tutta la regione. La firma da parte del capoluogo regionale, sostiene invece l'assessore alle pari opportunità del Comune di Pordenone Guglielmina Cucci, è un passo molto significativo nell'affermazione dell'importanza di lavorare sulle politiche di genere in modo trasversale e sistemico. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra edizione del pomeriggio per quanto riguarda le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Vi diamo appuntamento alle 16:20 per Linea Diretta con noi ospite Gianni Zanolin, candidato sindaco del Comune di Pordenone. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.